L'esigenza di acquisire il sistema di videorematoscopia è emerso durante gli incontri della comunità di pratica del PDTA sul melanoma. La figura dell'ingegnere clinico è stata fondamentale perché, dopo aver analizzato le esigenze sorte, si è effettuata un'accurata indagine di mercato volta a intraprendere un percorso per migliorare la diagnosi e il monitoraggio delle lesioni melanocitarie. Il sistema di videorematoscopia è dotato di una colonna total body con una fotocamera reflex che permette di ottenere una documentazione fotografica completa, sistematica e standardizzata del corpo del paziente e una telecamera digitale che acquisisce immagini ad altissima definizione in diversi ingrandimenti, consentendo una visione dettagliata delle lesioni cutanee sia in luce bianca che in luce cross polarizzata per una migliore visualizzazione di elementi nelle immagini cliniche. Il software e i due moduli innovativi forniranno ai medici una guida preziosa per la diagnosi differenziale e la pianificazione del trattamento. L'acquisto di questo strumento ci permette di fare un passo avanti nella gestione dei tumori della pelle. È un sistema altamente tecnologico che utilizza l'intelligenza artificiale e va a mappare i nei del paziente individuando esattamente le lesioni che nel tempo mutano. Quindi su 100 nei ti individua magari quelli che hanno delle mutazioni e che hanno il rischio di diventare eventualmente tumori della pelle. Un grande salto in avanti tecnologicamente parlando che si avvale anche dell'intelligenza artificiale. L'esigenza di acquisire il sistema di videorematoscopia è emerso durante gli incontri della comunità di pratica del PDTA sul melanoma. La figura dell'ingegnere clinico è stata fondamentale perché, dopo aver analizzato le esigenze sorte, si è effettuata un'accurata indagine di mercato volta a intraprendere un percorso per migliorare la diagnosi e il monitoraggio delle lesioni melanocitarie. Il sistema di videorematoscopia è dotato di una colonna total body con una fotocamera reflex che permette di ottenere una documentazione fotografica completa, sistematica e standardizzata del corpo del paziente e una telecamera digitale che acquisisce immagini ad altissima definizione in diversi ingrandimenti, consentendo una visione dettagliata delle lesioni cutanee sia in luce bianca che in luce cross polarizzata per una migliore visualizzazione di elementi nelle immagini cliniche. Il software e i due moduli innovativi forniranno ai medici una guida preziosa per la diagnosi differenziale e la pianificazione del trattamento. L'acquisto di questo strumento ci permette di fare un passo avanti nella gestione dei tumori della pelle. È un sistema altamente tecnologico che utilizza l'intelligenza artificiale e va a mappare i nei del paziente individuando esattamente le lesioni che nel tempo mutano. Quindi su 100 nei ti individua magari quelli che hanno delle mutazioni e che hanno il rischio di diventare eventualmente tumori della pelle. Un grande salto in avanti tecnologicamente parlando che si avvale anche dell'intelligenza artificiale.